Eder, Mech, Pallister. Buonasera, mi scusi se la disturbo, lo so che magari l'avranno già disturbata altre persone. Stiamo facendo una ricerca e avevamo bisogno solo... Va bene, ok, non ha tempo. Miaela non ha tempo, ma se avesse tempo dovrebbe dire agli inquirenti che Sebastiano quella sera, cioè la sera del 13, usava anche una macchina fotografica, ma fu controllato solo il telefono. E quel tappo era proprio dove Sebastiano quella sera era seduto. E adesso continuiamo la nostra perlustrazione per Trieste. Sergio afferma che finalmente spera vengano avviati gli accertamenti tecnici finora mancati e sottolinea che la GoPro non era mai stata sequestrata prima. A suo dire non risulta che i materiali di cui parla Sebastiano siano mai stati sequestrati, né che la GoPro sia stata analizzata e poi restituita. Aggiunge che neppure il cellulare usato tra il 2021 e l'inizio del 2022 era stato analizzato. Indica inoltre che Sebastiano avrebbe regalato il suo cellulare a un'amica youtuber, consegnando però agli inquirenti un telefono uguale con un codice IMEI diverso. Alla domanda su cosa si aspetti dai nuovi sequestri, Sergio sostiene che si sarebbero potuti fare prima e auspica che con le tecnologie attuali si possano ancora estrarre dati utili nonostante la formattazione della memoria, per chiarire cosa sia accaduto in quei giorni. Ritiene necessario sequestrare anche gli hard disk su cui Sebastiano dice di aver trasferito i filmati. Precisa che, secondo lui, quei dispositivi furono consegnati a un amico di Roma a fine dicembre 2021, quindi non potevano contenere già il trasferimento della GoPro. Afferma poi che furono consegnati all'autorità a fine gennaio, per cui prima non potevano essere stati controllati. Interpreta questo insieme di passaggi come un gioco di caos che rende difficile agli inquirenti ricostruire l'ordine degli eventi. Riguardo al cellulare regalato all'amica, osserva che è stato sequestrato solo ora e che dovrà esserne analizzata la memoria. Sostiene che fu possibile dimostrare, grazie al supporto di chi collabora con loro nelle analisi informatiche, che il telefono consegnato agli inquirenti era un esemplare uguale ma con email differente. Aggiunge che non è possibile risalire al negozio di acquisto, ma ritiene che quello smartphone sia stato comprato già a gennaio 2022. Da questi elementi trae la convinzione che tutto fosse stato premeditato. Sergio ricostruisce inoltre un episodio di fine novembre 2021. Racconta che Sebastiano si presentò a casa sua chiedendo aiuto per installare sul proprio cellulare un'app per la GoPro. Mentre la installava, notò che sul telefono era già presente un'app simile e quando lo fece presente, Sebastiano rispose che quella era vecchia. Nella sua lettura, quell'azione serviva a preparare una successiva conferma della versione secondo cui, la mattina della scomparsa di Liliana, Sebastiano era fuori a testare la GoPro. Ribadisce che, a suo giudizio, Sebastiano quella telecamera la sapeva già usare bene. Ricorda che la settimana precedente era stato a una presentazione di un libro a San Lorenzo di Isontino e aveva già realizzato un servizio con 2 GoPro. Osserva anche che le istruzioni sono disponibili nella confezione e che Sebastiano sapeva modificare data e ora dei filmati. Quanto al 14 dicembre, Sergio sostiene che di Sebastiano non si hanno tracce puntuali. Segnala la presenza dell'auto ripresa in entrata e uscita su una strada di Trieste e poi in un parcheggio davanti a una pescheria in via Giulia, ma sottolinea che non si vede chi sale o scende dal veicolo. Aggiunge che in quella mattina il telefono risulta spento dalle 9:12 alle 12:12 e che Sebastiano avrebbe dato versioni diverse.
Alla cugina Silvia avrebbe detto di essere rientrato alle 10:30, mentre agli inquirenti avrebbe fornito un'altra ricostruzione. Da tutto ciò deduce che Sebastiano sappia qualcosa che non vuole dire. Evidenzia anche sul piano comportamentale la sua impressione che Sebastiano sia rimasto impassibile in ogni fase, persino dopo il ritrovamento del corpo di Liliana, e che abbia oscillato tra l'ipotesi di gesto volontario, quella di omicidio e nuovamente quella di suicidio. Dopo aver fatto una perlustrazione nella parte bassa dell'ex OPP, adesso eccoci diretti verso via Edoardo Weiss. Una incredibile coincidenza è che il famoso psichiatra di origine triestina morì proprio un 14 dicembre, il 14 dicembre del 1970. Ragazzi, però non va bene, dai, non va bene, dai. No, Dai. Sebastiano. Stanno facendo il loro lavoro, anch'io ho fatto questo lavoro qua. Anch'io andavo a fotografare parenti. Ma non va bene amici. sta Ma roba. lasciali, io sono. È giusto che fanno la cronaca, il loro lavoro, questo è il loro lavoro. Io l'ho fatto per 15 anni e so cosa vuol dire. Vai avanti. No, allora, naturalmente io ti ho chiamato mentre eri in una situazione televisiva, stavi facendo una diretta, stavi raccontando. Io ho lottato, guarda, in questi giorni, avevo le troupe, ho voluto fare a casa, tutti mi dicevano ma no, qua e là, dopo vengono fuori storie e casini. Vengono fuori storie e casini, capisci? E ho desiderato sentire tutte le campane, tutte le cose, quello fatto così, quell'altro, cioè, ho voluto affrontare la cosa per capire anche, perché rispetto a quelle che sono le dichiarazioni di certe persone. Ascoltami, ti fanno fare il riconoscimento, cioè come vi siete messi d'accordo con la polizia? Guarda, non ho la minima idea, perché non so se ho il coraggio, guarda. Ma qui venivate a camminare? Qua venivamo a camminare, proprio qua dietro, guarda, a fare le foto. Ma è possibile che con tutte le persone che l'hanno cercata finora non l'abbiano mai trovata? Questo lo dovreste chiedere a loro, scusa, non. Secondo te può essere stato portato in un secondo tempo il corpo? Questo lo dovete chiedere a loro, scusa. Aveva un giubbotto... Un giubbotto grigio, sua moglie, ce l'aveva un giubbotto grigio nel suo armadio, nel suo abbigliamento. Guarda, ne aveva un'anta piena di giubbotti, robette, così, non so, dovrei vedere, insomma. Ascoltate, una domanda te la devo fare. Allora, è chiaro che le circostanze con cui è stato trovato il corpo, c'è in due sacchi neri, ovviamente è difficile da dire. Che schifo, anche. Guarda. Questo fa pensare a un gesto violento, ovviamente, no? Sì, ma chi può aver fatto una cosa del genere e perché? Capisci? È tutta questa storia che va avanti, l'uscita di casa, senza cellulari, senza borsa. Cosa ha scatenato queste cose qua? È tremendo. Tu cosa pensi? In cuor tuo cosa pensi che sia successo? In cuor tuo? Non ho la minima idea. Tu Possiamo fermarci un attimo. Scusa un attimo, Daniela, sono sul posto dove hanno trovato, sembreria un corpo, ma non so ancora se è lei, io spero di no. Buono, dai, ci sentiamo, dai, scusami. Sei la mia nipote preferita, guarda. Fammi sapere. Ho anche bisogno di te, guarda. Possiamo fermarci un attimo, ragazzi? No, vai avanti, vai, tranquillo. No, ti chiedevo, allora, ovviamente un corpo in due sacchi neri fa pensare ovviamente a un gesto violento. Ti potevi mai immaginare una cosa del genere? Figurati, dai, anche in tutta la mia carriera ho visto suicidi col gas, col tubo, con impiccagioni, bruciati, sotto il treno. Ne abbiamo viste, guarda, in quegli anni in cui io mi sono occupato della cronaca, abbiamo visto di tutto e di più.
ma una cosa così veramente distruttiva, e per me sarà una traccia indelebile nel mio cuore, e penso che non so, non ho neanche più voglia di vivere. Però Non ho neanche voglia, lascia stare, perché fermiamoci un dico, secondo. lascia stare, non preoccuparti. dai. Davvero, Sebastiano? Sì, tranquillo. Abbiamo visto prima sulla grafica l'uomo con la coppola nel punto in cui risulta l'avvistamento. Sebastiano si è sempre mostrato piuttosto riluttante a tornare su questo luogo, però qualche volta tutto sommato è riuscito a farlo e lo ha fatto, ovviamente dice lui con difficoltà. Sapere che qui è morta tua moglie, guarda. Eri mai stato qui con Liliana? Assolutamente no, a parte che da quello che ho capito era un ambiente chiuso. Però tu hai detto che frequentavate questa zona, quindi avrebbe potuto venire qua. Queste sono cose che qualcuno ci dovrebbe dare queste risposte. Hai capito? Sì, 4 anni, sì, quasi. Ti rendi conto, tutto questo tempo ancora non abbiamo queste risposte. E adesso passiamo anche un attimo allo zio Fulvio Covalero, che secondo qualcuno sfiorò il corpo venendo a pochi metri da questo punto nelle ore antecedenti al ritrovamento, ma secondo qualcun altro invece questo ritrovamento potrebbe anche averlo messo a segno e poi per la sua amicizia con Liliana aver coperto il corpo. Ma dov'era lui la mattina del 14 dicembre? Sì, certamente, l'ho trascorso a casa. Da solo, ovviamente. Certamente sì. Però questo le è stato già chiesto. No, mai. Mai, ok. No, mai, nessuno mi ha chiesto cosa ho fatto il 14. Il problema è che i giornali, le televisioni private, chi l'ha visto, e quarto grado e tutte queste robe qua, devono dire qualcosa, no? Perché comunque la questione di Liliana ha tenuto banco e crea grossi interessi. E quindi ogni giorno c'è qualcosa, viene fuori una voce, un qualcosa. Non so, dicono che io ho segnalato dove trovare il corpo, ma insomma posso dire una cosa, guardi, c'è stato la strage di Peteano, 72. Ecco, è arrivata una telefonata, segua un attimo la storia, ma per curiosità, era arrivata una telefonata a fine maggio del 72 che c'erano 500 con dei buchi sul parabrezza, tipici di proiettili, no? Quella telefonata del 30 maggio del 72 i carabinieri l'hanno registrata e parliamo a questo punto di 50 anni fa. Allora, adesso è chiaro che qualsiasi telefonata che arriva ai carabinieri della polizia o chi che sia è ultra registrata, per dire. Sì, quindi sanno chi era che l'ha fatta. Ma diciamo che se la telefonata è arrivata ai carabinieri della polizia, ma è matematico che è registrata. Gliel'ho detto io stamattina. Questo magari la persona che ha telefonato può aver camuffato la voce, per dire. Sì. Però sicuramente non è collegabile a certe voci. Lei si è fatto un'idea di perché proprio in quel boschetto? Perché secondo me non si è suicidata. No, ma neanche per me. Neanche per me. Adesso pian piano mi pare che stiano arrivando un po' a quelle che sono state le mie conclusioni. C'è un particolare, no? Si parla di suicidio, sì, no? Però credo che Liliana, faccio un esempio, credo che Liliana una violenta aggressione verbale le possa aver procurato quello scompenso cardiaco di cui hanno trovato tracce nell'autopsia. Cioè, io non escluderei completamente questa situazione. Allora, se questa ipotesi fosse vera, chiaramente se c'era Sebastiano con lei e che l'ha aggredita verbalmente fino a farle scoppiare di tensione,
E Sebastiano avrebbe telefonato al 118 e avrebbe detto guardate, mia moglie ha avuto questo malore. Per dire, no? È sicuro Cosa? che l'avrebbe fatto? E suo marito? Cioè, allora, no, io immagino, negli ultimi giorni ho preso in considerazione queste ipotesi, anche perché L'ipotesi della lite verbale ha girato per molto tempo, ma in quel periodo non si sapeva che sul volto di Liliana c'erano segni di violenza e davanti a segni di violenza si spiegherebbe perché chi era con lei non aveva avvisato i soccorsi. In quel caso la responsabilità sarebbe stata diretta. Sebastiano avrebbe telefonato al 118 e avrebbe detto guardate, mia moglie ha avuto questo malore. Per dire, no? È sicuro Cosa? che l'avrebbe fatto? E suo marito? Cioè, allora, no, io immagino, negli ultimi giorni ho preso in considerazione queste ipotesi, anche perché conoscendo la sensibilità, il carattere in vita e questa roba qua, Liliana ha un'aggressione verbale forte, senza nessun cenno fisico, ma semplicemente accusandola di qualcosa, no? Una grossa incazzatura che subiva, magari e sapendo di non aver colpa, di non aver, diciamo, no? Sì. Questo avrebbe provocato lo scompenso cardiaco. Nel caso in cui una persona ha un alterco con un'altra e questo causi un infarto, sicuramente voi chiamerete l'ambulanza perché non sarà possibile ricondurre le cause del decesso al vostro operato. Nel caso invece in cui sul corpo ci saranno delle tracce di colluttazione, ecco che allora potrebbe scattare l'occultamento del cadavere, reato importante per cui nessuno si macchia di tale agito se non è strettamente necessario farlo. Io sulle prime ho pensato che il fatto di averla vestita in quel modo, il sacco nero messo come calzoni, il sacco nero messo come giacca, diciamo, no? Dalla testa in giù, il sacchetto attorno alla faccia, che comunque non ha provocato soffocamento. Io credo la posizione fetale, secondo me la posizione fetale è un'indicazione molto forte. È un'indicazione forte perché ma questo l'avevo scritto anche su Facebook, anche giorni, no, appena hanno trovato il corpo, credo. La posizione fetale è l'unica possibile per caricare un corpo nel bagagliaio di un'automobile. Eccola. E allora supponendo che Liliana appena morta sia stata caricata nel baule di un'auto e dopo tenuta da qualche parte, non certo in un appartamento perché sono dopo un paio di giorni, no? Eccola. I sacchi neri, perché? I sacchetti intorno alla testa, perché? Perché? Perché dovendola portare lì dopo giorni, che era già morta, perdeva dei liquidi. Per non sporcare. I sacchetti intorno alla testa non l'ha soffocata, ha tenuto dentro quello che il corpo rilasciava. Sacchi neri messi a pantalone, messi a giacca, era per non far uscire i liquidi che comunque una persona che era morta per punto, posso immaginare da una decina di giorni o poco via, è chiaro che c'era un problema. Può essere che sia morta accidentalmente perché credo, per quel che conoscevo Liliana, e forse tutta la sua vita è stata condizionata da questo posso pensare, che lei non si sarebbe ben messa in condizione di subire un'aggressione violenta verbale. E probabilmente tutta la sua esistenza è stata vissuta prudentemente in modo di non creare questa situazione, perché secondo me era una situazione che le faceva molto molto male. In questi 4 anni passati da quando andai la prima volta, tra gennaio e febbraio 2022, le cose sono molto cambiate. L'accesso aperto dai soccorritori nella parte bassa è ancora presente, però il punto dove Liliana fu poi messa è ormai impraticabile, sono cresciuti rovi, erbacce e non si può più assolutamente passare. Il punto in cui Liliana fu veramente ritrovata sta lì presente, però non c'è più nemmeno una rosa a ricordarla. Su via Damiano Chiesa, ad esempio, il palazzo che nasceva di fronte alla scuola di polizia e quello che la riprende passare per la prima volta non c'è più. È stato costruito un nuovo edificio, quindi che toglie dei riferimenti e che adesso è in vendita. La chiesetta abbandonata invece è sempre lì, è sempre nelle stesse condizioni, eccetto quello strano scantinato
che ricorderete bene che adesso è chiuso con un catenaccio. Quando andai la prima volta si poteva entrare, era spalancato, si notava un materasso, adesso invece la porta è chiusa e anche in questo caso i rovi sono cresciuti a tal punto che avvicinarsi è diventato molto difficile. Una delle cose che notai già la prima volta che ero andato a Trieste, ed è quella con cui in fondo concludo anche questa pagina del nostro viaggio a Trieste, è il fatto che fuori da questo arco la strada si congiunge con via Alfonso Valerio. Proseguendo quella si incrocia nella parte alta, quindi priva da telecamere di sorveglianza, strada per Basovissa, e da lì si scende facilmente a via Verrocchio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.